In questa edizione, Berlina Station Wagon, la Peugeot 508 piace. GR Yaris, dal mondiale rally alla strada. Fiat, ecco le versioni ibride di 500 e Panda. Declinata in versione Berlina Station Wagon, il risultato non cambia. La Peugeot 508 piace. I dati di vendita parlano chiaro, visto che la Fastback, arrivata sul mercato lo scorso febbraio, ha chiuso il 2019 sul gradino più alto del podio del segmento delle berline tra i brand generalisti, mentre la versione Station Wagon in concessionaria da giugno è stata la terza più venduta. Peugeot 508 si è dimostrata una concreta alternativa al mondo dei SUV, ha commentato Giulio Marc D'Alberton, responsabile comunicazione di Peugeot Italia, durante il test drive della 508 versione Blue HDI. Un motore esclusivo per 508 omologato Euro 6D che viene abbinato di serie al cambio automatico a 8 rapporti, in grado di esaltare l'erogazione dei 2 litri forte di 163 cavalli a 3750 giri e 400 Nm di coppia massima 2000 giri. Disponibile sia in configurazione Fastback che Station Wagon 508 Blue HDI, può essere scelta permettendo al listino di attaccare il mercato da poco oltre i 36.000 euro, rimanendo poi nei dintorni dei 40.000 nel caso dell'allestimento GT Line, ancora più votata allo stile e al dinamismo. La nuova Toyota GR Yaris è una vera sportiva, nata dall'esperienza della casa delle Elissi con la vittoria del titolo nel mondiale rally. Posizionata al vertice della gamma, la GR Yaris è un modello unico. Con un lancio previsto nella seconda metà del 2020, seguirà la GR Supra come secondo modello globale GR della Toyota. Ogni aspetto della vettura è orientato alla performance, una piattaforma e un motore completamente nuovi, nuove sospensioni, costruzione leggera con un'aerodinamica ricercata e un nuovo sistema di trazione integrale permanente GR4. La GR Yaris supporterà lo sviluppo di una nuova vettura da competizione per il campionato VRC del Toyota Gazoo Racing World Rally Team. Una linea del tetto più bassa ha migliorato l'aerodinamica della vettura, mentre il posizionamento del nuovo motore 1.6 turbo, arretrato verso il centro della vettura, e lo spostamento della batteria nel bagagliaio hanno contribuito all'ottenimento di un migliore equilibrio del telaio per una maggiore maneggevolezza, stabilità e reattività. Per la prima volta nella storia dei due modelli iconici e complementari del marchio Fiat, la 500 e la Panda verranno presentate con una serie speciale unica, l'esclusiva Launch Edition, su cui debutta la nuova motorizzazione Mild Hybrid a benzina che abbina il nuovo motore da 1 litro a 3 cilindri della famiglia Firefly. La motorizzazione Mild Hybrid consente un abbattimento di consumi e di emissioni di CO2 in media del 20 e 30% per la Panda Cross, senza rinunce in termini di prestazioni, e garantisce inoltre un comfort di marcia molto elevato, poiché il sistema BCRG assicura riavvii del motore termico silenziosi e senza vibrazioni nella fase di arresto e riavvio del motore. La serie speciale è riconoscibile dall'esclusivo badge a forma di H, formata da 2 gocce di rugiada sul montante centrale. La 500 e la Panda Hybrid Launch Edition saranno ordinabili a partire dal 10 gennaio presso gli showroom Fiat e i primi esemplari saranno consegnati a partire da fine mese.